Si sfidano FC Olin e Gen B-Side, partita valida per la terza giornata dei preliminari di Coppa Italia. Ancora giocatore dello Gen B-Side, cerca il movimento dei compagni, lo trova nel numero 4 che però sbaglia tutto. Ancora il numero 9 in avanti, potrebbe andare al tiro a giro! Attenzione, brivido per lo Yen, calcio d'angolo. Fischia adesso l'arbitro, il cross in mezzo all'altra parte, attenzione, c'è la rete, è andato in gol il numero 5, si tratta di Salzano, bel cross dall'altra parte dell'area, di testa senza marcatura, non ha avuto difficoltà, raddoppia quindi l'FC All-in con Salzano. Fatica a uscire lo Yen, ancora il numero 8, prova a lavorare il pallone, buona la sponda del compagno, ancora lui, spazio sulla sinistra, al volo, attenzione, prova a controllare il numero 5 del FC All-in, ma nuovamente si chiudono le maglie dei bianchi, allora ancora sull'out di destra, controllo, è bello il fraseggio, ancora il triangolo, libera lo spazio il 20, c'è spazio per il sinistro e c'è la rete, ha segnato il numero 20 dell'FC All-in, si tratta di Altobelli che adesso porta i suoi sul 3-0, si complica in maniera drammatica la situazione per i bianchi. Fischia adesso l'arbitro, La Torre prova ad andare con il destro, la rasoiata di La Torre finisce fuori di poco però e su questa conclusione scade il primo tempo, ricordiamo 3-0 per l'FC All-in. Si riparte con la ripresa, lo Yen che deve inseguire 3 gol di svantaggio e allora il possesso ancora per l'Olin che adesso si esalta con il numero 9, bello il controllo, ancora il tiro e ancora la rete dell'FC Olin che cala il poker con il numero 5 Salzano, bella la sua imbucata servita dal compagno, da quella distanza non c'è nessun problema per lui. 4-0 allo Stella Azzurra per l'Olin, Fratticci che lavora la palla ma poi se la perde, allora può andare Melardi, il numero 9 prova l'appoggio invece per il compagno, ancora il numero 8, c'è spazio per il sinistro morbido, attenzione sulla linea, ha salvato tutto Volpi, pressing svanito dei bianchi, adesso per vie centrali è bellissimo il sombrero del numero 9 Melardi, ancora lui prova la percussione, si libera di 3 avversari e il sinistro ancora in rete, Melardi, bellissimo spunto, 5-0 per l'Olin. Tocco morbido e sinistro davvero fulminante, nulla da fare per l'estremo difensore. Allora ancora lui, questa volta prova a farsi perdonare, c'è spazio per il sinistro, lo prova in questo momento, pallone che finisce fuori, davvero nessun problema per l'estremo difensore bianco. Termina adesso il match, FC All-in batte Gen B-Side per 5-0 e si porta in avanti alla quarta giornata di Coppa Italia.